Siamo sulla via della ricostruzione, le parole di speranza del Vescovo nella messa per Santa Barbara, celebrata stamani davanti ai marinai della Capitaneria di Santa Margherita Ligure, ai sindaci e ai vigili del fuoco. Gli agricoltori si appellano alla Regione contro il problema dei cinghiali. L'assessore Mai punta su due direzioni, un bando per le recinzioni e la ricerca di fondi per salvaguardare i muretti a secco. Nata per celebrare il centenario di un'ordinazione sacerdotale di Padre Mauri, l'associazione Semi di Speranza ha festeggiato 10 anni di solidarietà per i bisognosi del territorio e in Africa. 266 giorni in viaggio per raccogliere le storie di chi lotta per i diritti. È la luna di miele di Stefano e Daniela, raccontata a Sestri Levante. Dall'esperienza è nato il documentario Apparteniamo alla terra. Nel solco della tradizione genovese assegnati i premi Ciavai e Pippo Raffo 2018. La poesia ambientata in un frantoio, la foto dei lavatoi e tesi di laurea ambientate sul territorio. Buongiorno a tutti e bentornati al TG13. In apertura andiamo subito a Santa Margherita Ligure, dove questa mattina il Vescovo ha celebrato la Santa Messa in occasione della festa per Santa Barbara. Una celebrazione però particolare a qualche mese di distanza dalla mareggiata di fine ottobre e infatti presieduta da Monsignor Tanasini davanti ai marinai della Capitaneria di Porto di Santa Margherita Ligure, i vigili del fuoco, i sindaci del territorio coinvolti appunto dal maltempo. Ce ne parla in collegamento in diretta Emanuela Castello da Santa Margherita Ligure. A te Emanuela. Grazie. Quella che state vedendo nelle immagini in diretta di Alex Apollaro è lo squarcio che si è prodotto la notte della mareggiata nella diga di Santa Margherita Ligure e sotto questo bellissimo sole che contrasta un po' con la data del 4 di dicembre, però oggi è stata ricordata quella mareggiata con un importante gesto di speranza, la celebrazione della Santa Messa nella chiesa di San Giacomo di Corte, presieduta dal Vescovo della Diocesi di Chiavari, Monsignor Alberto Tanasini, nella memoria liturgica di Santa Barbara, protettrice di tutti coloro che svolgono professioni a rischio, quindi anche dei marinai della Capitaneria di Porto di Santa Margherita Ligure, ma di tutti i porti della Liguria che sono convenuti qui nella chiesa di San Giacomo di Corte proprio per prendere parte a questa celebrazione, che ha visto anche la partecipazione dell'ammiraglio Nicola Carlone, direttore marittimo della Liguria, del procuratore capo di Genova Francesco Cozzi, dell'avvocato distrettuale dello Stato Anna Maria Bonomo, dei sindaci del territorio, degli uomini della Guardia Costiera e dei vigili del fuoco. Dunque un forte senso di vicinanza istituzionale a questo territorio fortemente colpito dalla mareggiata la notte tra il 29 e il 30 ottobre. Traendo spunto dalla liturgia del giorno, il Vescovo ha proposto una riflessione dedicata al tema della sofferenza come strada per la salvezza. Santa Barbara, ha detto, è testimone della cura di Dio che le ha dato la forza di affrontare prove indicibili fino al martirio. Vale la pena, ha detto il Vescovo, affrontare le difficoltà perché il Signore è fedele. Dunque, traendo spunto da questo, il ringraziamento del Vescovo diocesano al Signore perché ha evitato drammi maggiori la notte della mareggiata e la gratitudine quindi della Chiesa locale ai marinai che hanno dato prova di coraggio mettendo in salvo le persone che erano a rischio quella notte, ai marinai e ai vigili del fuoco che si sono prodigati proprio per questo. Siamo sulla strada della ricostruzione, ha detto quindi il Vescovo, rivolto ai militari ma anche ai sindaci e agli uomini delle istituzioni presenti in chiesa. Continuiamo, ha concluso, a dare testimonianza della solidarietà che abbiamo dimostrato fino a qui. Dunque un forte messaggio di speranza che è stato accolto con gratitudine dal comandante del circomare di Santa Margherita Ligure, Antonello Piras, che ha voluto ancora una volta ribadire la propria gratitudine al Vescovo della Diocesi di Chiavari e a tutti coloro che stanno collaborando in questo periodo proprio sulla strada della ricostruzione. Un segnale importante arriva proprio in queste ore con l'inaugurazione della passerella pedonale che ricollegherà in qualche modo Santa Margherita Ligure con Portofino e che oggi vedrà la partecipazione di enti ed istituzioni proprio per il primo passaggio ufficiale. Se non ci sono altre domande, da Santa Margherita è tutto. Avevi citato il comandante della Capitaneria di Porto di Santa Margherita Ligure, allora possiamo vedere anche l'intervista realizzata al termine della messa. Innanzitutto da parte sua c'è stato un sentimento di gratitudine.
Assolutamente, come ho detto prima, vedere così tante persone vicine, soprattutto così tante autorità che si aggiungono in primo luogo ai ringraziamenti dei cittadini che sono quotidiani, credo che sia motivo di orgoglio, ma soprattutto è lo stimolo ulteriore a fare sempre di più. Quindi lasciandoci alle spalle quella nottata tremenda, ora siamo pronti ad andare avanti senza fermarci per restituire ai cittadini l'ordinarietà che meritano, perché poi questo è il nostro ruolo, no? Parlo come istituzioni, quindi non soltanto come Guardia Costiera, e questa adesso è la scommessa che dobbiamo vincere. Il Vescovo ha detto: siamo sulla strada della ricostruzione, un messaggio di speranza che senz'altro sarà stato gradito. Assolutamente, infatti l'ho ringraziato ed è appunto il messaggio che mi dà la forza di andare avanti, perché poi vedere che insomma proprio Sua Eccellenza abbia notato, no, il nostro entusiasmo e la voglia di lavorare, vuol dire che stiamo trasmettendo il messaggio giusto all'esterno, e quindi proseguiamo su quella strada che ci è stata indicata. Lei già da noi in trasmissione e oggi qui nella lettera di invito al Vescovo diocesano ha avuto così anche il coraggio di dire: dobbiamo ringraziare anche il Signore che non ci siano state vittime. Forse da parte dell'uomo delle istituzioni non è scontato. Ma io, come ho detto anche oggi, dietro ogni divisa c'è un uomo. Non bisogna avere assolutamente timore ad ammettere le proprie debolezze, le proprie paure, le proprie preoccupazioni, e sono pienamente convinto, perché la notte eravamo insieme con i nostri uomini, insieme alla cittadinanza, che quello che è accaduto non soltanto per le capacità dell'uomo, c'è qualcuno che ha vegliato su di noi, e il momento di Santa Barbara di oggi era proprio un momento nel quale dedicare un pensiero di gratitudine proprio a chi ha vegliato su di noi la notte. Festa di Santa Barbara questa mattina anche in Fontanabuona. Nella chiesa di Monleone di Cicagna si sono radunati gli ardesiaci per la messa presieduta dal vicario generale della diocesi. In questa occasione è stato ricordato anche l'operaio di 47 anni scomparso alcuni giorni fa a causa di un malore mentre stava lavorando in una cava a Dorero. Sentiamo. La festa di Santa Barbara cade a pochi giorni da un evento luttuoso che ha colpito la Fontanabuona e tutta l'industria ardesiaca. Un pensiero, un ricordo di questa persona che ci ha lasciati. Innanzitutto vorrei dire che, oltre che un grande lavoratore, cosciente di tutta la sua posizione, cosciente del lavoro che faceva, era un grande amico, non ha mai perso un attimo per il lavoro, non ho mai perso un attimo per le Fandoni, è stata una grande persona, lo ricordiamo così, e ricordiamo la sua famiglia e soprattutto i bambini di 5-10 anni, e sarà un ricordo che lo ricorderemo sempre, ce lo porteremo nel cuore. Come sta l'Ardesia in Liguria e in Fontanabuona nello specifico, come il momento? No, il momento è difficile per tutti, in un momento critico sia a livello nazionale che internazionale, non è semplice. Diciamo che l'Ardesia è un qualcosa di tradizionale che va rispettato e mantenuto, e anzi con l'aiuto di tutti, però bisogna considerare che il mercato è cambiato completamente, il mondo cambia, e noi che siamo qui, che lavoriamo, che ci sono le 20 cave aperte e si estrae ardesia ligure, bisognerebbe riconoscere la nostra vitalità e mantenercela. L'Ardesia per la Val Fontanabuona è un po' il cuore produttivo, no? E quindi la festa di Santa Barbara è un po' la festa della valle. Quest'anno appunto è stata anche l'occasione per stringersi attorno a questa famiglia, ma anche un po' ritrovare anche un desiderio di speranza, no? Un po' anche come ricordavo nell'omelia. Anche i piccoli germogli di bene sono destinati a crescere se noi li sappiamo riconoscere e coltivare, quindi il desiderio era anche dare questo aspetto di speranza per questo settore, che è certamente un settore decisivo per la Valle, ma che ha conosciuto anche tante difficoltà in questi anni. Cambiamo tema. Gli agricoltori chiedono alla Regione di intervenire con misure efficaci per risolvere il problema dei cinghiali. L'assessore all'agricoltura Stefano Mai ha spiegato di voler intervenire in due direzioni: un bando per favorire l'installazione di recinzioni e la ricerca di fondi per salvaguardare i muretti a secco. Sentiamo.
Distruggono i muretti a secco, rappresentano un pericolo per le città, rovinano colture e pascoli. I danni causati dai cinghiali sono sempre ingenti. Le associazioni di categoria ricevono ogni giorno chiamate di persone che vedono il proprio lavoro vanificato da ungulati e non solo. Parliamo di cinghiali, ma parliamo di caprioli e daini, senza pensare, soprattutto dalla parte più all'interno, anche al problema del lupo. Quindi questo deve essere per noi e per la Regione, che chiediamo un aiuto importante, deve essere una priorità. Regione Liguria intende trovare una soluzione, come dichiarato dall'assessore Stefano Mai in diretta TV su Telepace, ma nel breve periodo sarà complicato. Credo che quest'anno andremo molto in difficoltà dopo la sentenza del TAR che ci obbliga a chiudere la caccia a metà dicembre. Generalmente andavamo fino a fine gennaio, quindi penso che ci saranno enormi problemi. Mai spiega dunque di voler puntare sulla caccia di selezione che sino ad oggi sembra aver dato buoni risultati. Faremo un bando, ecco questa è la novità, un bando, una cosa nuova che ho inserito nel PSR esclusivamente per le recinzioni. Cercheremo di stimolare recinzioni comprensoriali, ma ci sarà anche la possibilità di attingere in modo singolo, però non possiamo pensare di recintare tutta la Regione Liguria, tutti i campi coltivati. Dobbiamo trovare delle misure che ci aiutino a contrastarlo maggiormente. Ora che i muretti a secco sono stati riconosciuti patrimonio dell'umanità UNESCO, occorre davvero fare qualcosa per tutelarli. Le risorse messe in campo ad oggi, la Regione stima 11 milioni di fondi per 100 km quadrati di muretti, tuttavia non bastano per tutti. Conto molto su questo riconoscimento UNESCO dei muretti per provare a fare dei programmi, partecipare dei bandi europei che ci portino delle risorse in questo senso, però l'obiettivo è quello di riuscire a far insediare aziende agricole sul nostro territorio che possano vivere del loro bene e che quindi possano prendersi cura del territorio stesso. Sestri Levante promuove anche quest'anno il progetto di solidarietà La luce di un gesto, che si rivolge sia alle realtà locali che si occupano di persone con fragilità sociale, sia a una realtà internazionale per sostenere i bambini rispetto alle loro esigenze sanitarie. Quest'anno l'iniziativa sarà rivolta ai 2 centri d'ascolto cittadini, il Centro Unico di Distribuzione Alimentare e l'Associazione Semi di Speranza. Sul fronte della cooperazione internazionale è stato scelto il progetto dell'Associazione Shanti Sahara, che si occupa dei bambini saharawi. La raccolta è iniziata il 1° dicembre e si concluderà il 28 febbraio del prossimo anno. Per chi volesse sostenere direttamente queste realtà potrà effettuare un versamento sul conto messo a disposizione dall'Associazione Baia delle Favole, che si farà garante insieme al Comune dell'effettuazione dei bonifici a queste realtà sostenute. E proprio all'Associazione Semi di Speranza sarà dedicata la prima parte della rubrica Si può dare di più, in onda questa sera alle 21:10 sul canale 15 di Telepace. L'ente ha festeggiato alcuni giorni fa 10 anni di attività sul territorio e anche in Africa, in particolare in Ruanda, dove è presente una missione dell'Opera Madonnina del Grappa. Sentiamo. Un momento di festa questa sera. Certo, un momento di festa perché sono passati 10 anni dalla nascita di questa associazione Semi di Speranza, che è un'associazione ONLUS ma nata, collegata anche con l'Opera Madonnina del Grappa, perché è nata dal contesto in cui celebravamo il centenario di ordinazione sacerdotale del nostro fondatore, padre Enrico Mauri. E poi per far vedere che era un uomo di preghiera come sacerdote appunto, ma aveva anche questo impeto di impegnarsi nel sociale. Quindi l'associazione Semi di Speranza vuole far vedere, esprimere questa dimensione di padre Mauri nel sociale, nell'impegno per il prossimo, proprio partendo dal Vangelo e da ciò che Gesù Cristo ci ha insegnato. La Madonnina del Grappa ha sempre avuto un'attività di aiuto, di assistenza molto informale, sia sul territorio e sia anche in Africa, quando si è aperta la missione nel 2002. A un certo punto si è cominciato a sentire l'esigenza di istituzionalizzare un po' questa attività benefica, altruistica, e quindi è nata l'associazione ONLUS, come ha detto prima Don Charles, come io lo dico, monumento vivente alla persona sacerdotale di Padre Mauri, nel centenario della sua ordinazione sacerdotale. È stata una scelta di tutta l'opera, invece di fare targhe, monumenti e pubblicazioni, fare un evento, una realtà
che dura nel tempo e che incide nel tessuto sociale sia del territorio sia dell'Africa. Andiamo ora sul nostro sito teleradiopace.com. Domani a Rapallo i funerali di Emilio Carta. Oggi pomeriggio alle 16:30 all'Oratorio dei Bianchi, sempre a Rapallo, il rosario in suffragio di Emilio Carta, giornalista e scrittore scomparso domenica scorsa all'ospedale di Lavagna. Le esequie appunto nella chiesa di San Francesco domani mattina alle 10:30. Parliamo ora del progetto Alternative, realizzato da due giovani italiani, Daniela e Stefano, che hanno deciso di fare una luna di miele particolare. In un lungo viaggio intorno al mondo hanno raccolto le storie di chi lotta per i diritti. Ne hanno parlato nei giorni scorsi a Sesti Levante. Vediamo. La storia di Stefano e Daniela nasce a Wau, in Sud Sudan. È il 2014, sono cooperanti per una ONG e sentono il desiderio di cercare storie che possano ridare loro speranza e ispirazione. A settembre si sposano e partono per un giro del mondo sociale. L'idea è di andare ad incontrare persone che con coraggio affrontano problemi come la privatizzazione dell'acqua, politiche agricole nocive, lo sfruttamento minerario e della terra. Una luna di miele che per i due sposini è durata 266 giorni attraverso 20 paesi del mondo. Abbiamo intervistato attivisti, autori di progetti particolari e quindi abbiamo registrato le interviste. All'inizio volevamo raccogliere tutto in un libro, poi abbiamo realizzato che c'era tanto materiale interessante che volevamo condividere, quindi abbiamo iniziato una seconda fase del nostro progetto, è quella del documentario che abbiamo chiamato Apparteniamo alla Terra. Il documentario sta girando l'Italia. Di recente è stato proposto a Sestri Levante nell'iniziativa Confini e racconti dal mare alla terra. La visione del documentario ha scatenato dopo la visione un bel dibattito su queste tematiche, la gente si confronta molto su quello che succede in altri paesi con quello che succede nel proprio territorio e quindi stiamo ricevendo un bel riscontro da parte delle persone che vengono e guardano il documentario. Nel loro viaggio Daniela e Stefano hanno raccolto l'esperienza di 31 organizzazioni sociali diverse, cooperative e associazioni impegnate nella difesa del diritto alla terra, dei diritti delle donne e dell'accesso alle risorse naturali. Tra le storie spicca quella del megaprogetto del governo messicano per la costruzione di un aeroporto vicino a Città del Messico, contrastato per 18 anni dalla popolazione locale. L'aeroporto sarebbe dovuto essere costruito sulle loro terre agricole, che sono tra l'altro terre alluvionali, che quindi non sono buone dal punto di vista ingegneristico per farci un aeroporto. Hanno lottato per 18 anni con costo di arresto, tortura e stupri e finalmente hanno vinto qualche settimana fa con un referendum nazionale che ha bandito l'aeroporto dalle loro zone ancestrali. Cambiamo argomento. Anche quest'anno l'Associazione Culturale O Castello de Ciavai ha assegnato i premi per la miglior poesia dialettale, Pippo Raffo per la fotografia e un riconoscimento a 3 tesi di laurea legate al territorio. La cerimonia si è svolta all'Auditorium San Francesco di Chiavari. Siamo andati a vedere. Il premio Ciavai di poesia in dialetto nasce dall'intento di promuovere e mantenere la cultura e tradizione legata al genovese. In 34 anni di vita l'iniziativa dell'Associazione Culturale O Castello è stata arricchita di ulteriori sezioni del premio, uno dedicato alla fotografia e uno alle tesi di laurea. Quest'anno la scrittrice che ha saputo meglio immortalare un'immagine tipicamente ligure nel suo componimento è stata Nanda Fellerini, che ha focalizzato la sua attenzione su un luogo legato alla vita agricola, il frantoio. E questo mi ricorda il sapore dell'olio sul pane di casa quando eravamo bimbi e anche l'odore, che io lo definisco l'odore un po' particolare dello stoccafisso che bolle, e intorno a questo stoccafisso tutti quanti ad aspettare per assaggiare come sarà l'olio di questa annata. Ambientata in un luogo un tempo di utilizzo comune, la miglior fotografia premiata con il premio Pippo Raffo consegnato a Maria Luigia Vaccarezza. Ho fotografato i traggi, volevo che si vedesse i rubinetti, l'ardesia dove vengono lavati i panni e quindi anche un po' di particolari, le mollette di legno di quei tempi. E anche il cattino, che era ancora un cattino proprio vecchio di alluminio, diciamo. 3 le tesi di laurea che sono state insignite del riconoscimento della giuria. La prima è alla famosa millenaria abbazia di Borzone,
L'altro premio interessante, fatto tra l'altro a due mani da una ragazza di Chiavari e da una ragazza di Sestri Levante, quello sull'antica cereria di Chiavari, e poi un'altra che è stata una scoperta realmente curiosa, perché ci ha fatto conoscere il trallallero, che è questo canto polifonico genovese, ed è stata appunto fatta una tesi da una chiavarese. Linea ora alla rassegna stampa, poi ci ritroviamo con gli ultimi aggiornamenti. Oggi Avvenire festeggia i suoi 50 anni di vita con una nuova grafica, e ora andiamo a leggere quali sono i titoli principali. Guterres sul clima, il mondo fuori rotta, aperta la COP24, la conferenza contro il riscaldamento globale, e il segretario dell'ONU dice: agire subito, le religioni sono alleate nella difesa del creato, e cita Papa Francesco e la sua enciclica Laudato Si'. Conte, ho il piano, convinco l'Unione Europea, parla il Presidente del Consiglio, eviterò la procedura di infrazione e valuteremo gli effetti del DL Sicurezza. E a proposito del decreto sicurezza, migliaia di migranti fuori dai centri, ma le famiglie accolgono. E poi voglio segnalarvi il fondo di Marco Tarquinio, direttore di Avvenire, sulla strada dell'avvenire, 3 parole più una quarta fraternità. E proprio oggi, nel 50° anniversario della Fondazione di Avvenire, c'è un articolo che ci riguarda da vicino, è il Dulcis in fondo nell'ultima pagina del quotidiano della CEI, coppia con 3 figli, missione in Perù. Nell'articolo di Don Luca Sardella viene raccontata la storia dei coniugi Danilo e Giulia Roccati, che partono da Chiavari per Lucma, nella provincia della regione Cuzco in Perù, con loro i figli avuti da 6 anni di matrimonio, 3 figli, a fare le valigie tutta la famiglia. Hanno lasciato in Liguria genitori, amici e persino il proprio lavoro per lanciarsi in un'avventura che raccontano: desideriamo ci aiuti ad aprire gli occhi per vedere meglio chi abbiamo accanto. Siamo adesso invece sulla prima pagina del Secolo XIX, demolizione del ponte Morandi, Bucci gioca d'anticipo, progetto ai periti già il 7 di dicembre, oggi messa del Cardinale Bagnasco per il Terzo Valico, ci sarà anche il sindaco di Milano Sala. Pensioni d'oro, taglia il 20% per 2 anni, Toninelli Toti scintille sulle accise per la benzina. E poi ancora Piaggio, il futuro deciso dalla sorte, il commissario estratto è Vincenzo Nicastro. La moda, il made in Italy, la moda crea lavoro, continueremo a produrre qui, dice Donatella Versace. E da Rapallo, addio allo scrittore Emilio Carta, una penna tinta di blu. Nel Levante, Santa Portofino, oggi l'inaugurazione della passerella, andiamo appunto nelle pagine del Levante, voglia di rinascita in 120 metri, passerella sulla 227, oggi il collaudo alle 14, entro Natale sarà aperto a tutti e si ragiona sulle modalità. E andiamo ancora nel Levante per scoprire questo nuovo progetto Sartoria Migrante, l'occasione per integrarsi attraverso il lavoro. A Chiavari nasce un progetto messo a punto dalla psicologa Chiara Carlini con il villaggio, si chiama OR Sartoria Migrante. Al momento le mamme nigeriane coinvolte in questo progetto sono Tina, Angela e Queen. Andiamo subito in redazione per le ultime novità con Cristina Oneto. A te Cristina. Grazie Maurizio, un saluto a tutti i telespettatori. I carabinieri di Sestri Levante hanno denunciato in stato di libertà un uomo per furto con strappo e furto aggravato continuato. Le indagini sono scaturite dalla denuncia presentata da un 57enne residente a Carasco, al quale sarebbe stato asportato un orologio del valore di circa 5.000 euro. Nel corso della successiva perquisizione il denunciato sarebbe risultato in possesso di un ulteriore orologio ed una catenina in oro sottratti ad un cittadino slovacco, nonché della fede nunziale di una 92enne di Casarza Ligure. Tutti i furti sarebbero avvenuti all'interno dell'ospedale di Lavagna. È tutto lì nello... Bene, grazie. Si conclude il nostro telegiornale. L'appuntamento con l'informazione locale questa sera alle 19:15 con Tiguglio Oggi. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata. Arrivederci.